quest'anno proprio è l'anno per il quale non è possibile confrontare i bilanci da un anno all'altro, perché sono stati 2 anni, il 19 e il 20, completamente diversi. Effettivamente quest'anno il bilancio riporta un saldo finale di un utile importante, ma non deve trarre in inganno questo utile importante. Perché? Perché obiettivamente è frutto di una riduzione di oltre il 47% delle attività di AIS Veneto. Di conseguenza abbiamo avuto anche le riduzioni dei costi, è evidente. Per cui non facciamoci trarre in inganno da questo bel risultato, ma anzi facciamone tesoro per il 2021 che ovviamente sarà un anno importante per capire con le riaperture come verrà recepita questa riapertura e quindi questo ritorno alla quasi normalità.